Allora, qual è il ruolo che può avere un quotidiano locale nel contrastare le fake news? Ah, nessuno che deve fare il quotidiano locale, che ruolo c'ha? Non lo legge nessuno. No, scherzo, naturalmente, no, no. Naturalmente per quelli come noi, i nativi analogici, hanno ancora importanza. A me piace sfogliarli proprio, è una cosa che... Però poi c'ha l'autorevolezza della pagina scritta magari con una storia lunga. Questa autorevolezza della fonte un ruolo ce l'ha. L'ho letto sul giornale, è un po' diverso che l'ho visto su Facebook. Ecco, credo che questo ancora persista. Quindi lei ha fiducia nell'informazione. No, nella maniera più assoluta, perché l'informazione chi la fa? I giornalisti. E quindi dipende dal giornalista, naturalmente, dipende anche dalle fonti, per carità. Non ce n'ho tanta di fiducia perché hanno alimentato così tante notizie che non erano poi veramente legate alla realtà che ne siamo rimasti sorpresi. Sono caduti in grandi trappoloni, molto spesso con l'idea di voler dare voce a tutti, no? Ma quando si parla di un fenomeno fisico come il cambiamento climatico, o la fine delle risorse o l'estinzione delle specie, non è che tutti quanti debbono per forza parlare, devono parlare quelli che le conoscono queste cose e che le hanno già espresse su articoli scientifici, ancora su carta. E quindi i giornalisti dovrebbero approvvigionarsi lì, non a un dibattito che può aver seguito poi altre vie, non quelle della certificazione scientifica. Oggi, se non ho capito male, ha spiegato che la tecnologia può aiutare fino a un certo punto a contrastare le fake news o comunque il progresso, ma bisogna ritornare alla cultura, che è quello che davvero ci differenzia, oltre a essere degli accumulatori. Sì, perché la tecnologia da sola non garantisce proprio niente, anzi spesso potrebbe garantire il deep fake, cioè il falso profondo. La cultura invece ci mette un po' a riparo, se abbiamo una struttura culturale tale da non farci ingannare dalle luci accese così appositamente e da dimenticare quello che abbiamo anche semplicemente imparato a scuola, ma non basta naturalmente quello, allora riusciamo a fronteggiare l'idea che tutto si evolva così velocemente che noi addirittura ci sfugge e dunque lo accettiamo. E allora con quella cultura lì che riguarda anche le cose scientifiche, forse la tecnologia può trovare un innesto migliore e non essere fine a se stessa. Come ha trovato questa azienda, Elmec? Ma come l'ho trovata? Devo dire bene per forza, come devo dire? No, in realtà l'ho trovata bene, io non sono abituato a girare per posti come questo, pieno di ambienti aperti, di una grande socialità che credo faccia anche la differenza in qualche modo. Dice che basano tutto sulla fiducia qui. Ma ci sarà da fidarsi? Sì, sì, ci fidiamo naturalmente.